Buongiorno e benvenuti a questo primo mattinè autunnale per quanto riguarda il Prosecco Classic Festival, nato dall'Associazione Veneto 1 in collaborazione con il Teatro delle Voci e con il patrocinio del Comune di Treviso. Una rassegna, in particolare questo concerto oggi, dedicata al centenario della nascita di Leo di Menuhin, che è stato, come molti di voi sapranno, il violinista più importante, più carismatico del primo Novecento, un prodigio come pochi nella storia, ma noi questa sera ne ascolteremo contemporanei, davvero importanti. Andiamo ad ascoltare un repertorio dedicato a Vivaldi. Perché Vivaldi? Perché è il più grande talento del nostro territorio, poco conosciuto a livello di vita privata, però che ha saputo raccontare il territorio, le nostre eccellenze, forse prima ancora che si chiamassero così, ecco. E andremo ad ascoltare il concerto alla Rusticana in Sol maggiore, RV 151, il concerto per violino e violoncello in Si bemolle maggiore, RV 547, e il concerto per violoncello e archi in La minore, RV 419. Questa è la prima parte del programma. Io do il benvenuto all'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1. Concerti per vari strumenti, singoli, in accoppiata, per orchestra, a quella che era la musica del suo tempo, musica che per un po' di tempo è stata un po' dimenticata, è stata riscoperta soltanto in tempi recenti e noi vogliamo ritornare a far ascoltare, far scoprire, far apprezzare questa che è una nostra caratteristica. Io do il benvenuto al maestro Giorgio Ossini, che avrà la direzione quest'oggi dell'orchestra.
C'est fini. Un minuto di far riposare l'orchestra e ne approfittiamo proprio per i saluti, innanzitutto dal padrone di casa, il sindaco Giovanni Manindo. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie. Io ringrazio Roberto Ghizzo, Radio Veneto 1, i solisti di Radio Veneto 1, il maestro Giorgio Sini, tutti i musicisti, perché veramente ci stanno regalando una mattinata fantastica. Penso che sia bellissima l'iniziativa di far vivere questo teatro, che è un gioiello, nasce come luogo dove si registra a livello altissimo, ma penso ci siamo resi conto tutti che l'acustica è eccezionale di questo posto. Il fatto di portare la musica nei quartieri e questa iniziativa, che poi vedo a tanti appuntamenti, è una cosa bellissima, pregevole, la sosteniamo e ringraziamo veramente Roberto e Radio Veneto 1 perché hanno avuto un'idea splendida. Anche noi con l'assessore Franchin, che ringrazio, stiamo cercando di investire nei quartieri. Abbiamo, se avete visto venendo qui, ci sono delle opere di Simone Benetton esposte che aggiungono bellezza a bellezza. È un periodo dove ci sono tante cose che ci fanno ripensare alla frase di Dostoevskij, la bellezza ci salverà. Ecco, io penso veramente che sia vero questo, che poi apprezzare la bellezza ci porta ad amarla ancora di più e a riconoscerla ovunque, quindi penso che mattinate come queste siano mattinate che cementano veramente la comunità, e ringrazio tutti e ringrazio gli artisti perché sono veramente molto bravi. Facciamogli un applauso. Un'altra persona che invito a salire qui sul palco con me è l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Federico Canera. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto preciso, non sono l'assessore alla cultura, ma l'assessore al turismo, ma non importa. Ma non importa perché... E quando la cultura fa turismo... Esattamente, il legame c'è, è sottile e neanche tanto sottile. Innanzitutto desidero ringraziare Roberto Ghizzo e anche lei per l'invito, l'iniziativa. Ovviamente porto i saluti dell'amministrazione regionale, ma appunto sono felice di essere qui anche perché io sono quasi non concittadino, ma anche un quartierino, diciamo, nel senso che sono qui a Santabona, quindi a pochi centinaia di metri da qua, e mi fa piacere, come ricordava anche il sindaco, il fatto che si porti anche a conoscenza
che qui in questo quartiere esiste questo gioiello, questo teatro, il Teatro delle Voci, che effettivamente dà un qualcosa in più a questa città. La città non è soltanto il centro storico, ma lo sono anche i quartieri, e si può fare e si deve fare di più per i quartieri, e vedo che con questa iniziativa veramente si porta a conoscenza anche a livello locale, non solo, anche i gioielli che abbiamo nella nostra città e nei nostri quartieri. Un ringraziamento particolare ovviamente all'orchestra, perché sono veramente bravissimi, e anche questo significa fare cultura sul territorio e esportare cultura nel territorio. Prima appunto dicevamo di turismo. Il turismo è legato alla cultura, è legato al fatto di far conoscere tutto ciò che abbiamo nel nostro territorio, e questo lo possiamo legare non solo alle bellezze culturali, ma anche a tante altre eccellenze che abbiamo in questo territorio. E il fatto che questa iniziativa di Roberto, e sua anche con qualità di presidente, voglia esportarlo grazie alla musica e a questo grande patrimonio che la nostra cultura veneta ha avuto negli anni ed è riuscita a, diciamo, a diffondere a livello europeo, è giusto continuarlo, e può essere anche un veicolo importante anche dal punto di vista turistico. Ho visto tante iniziative anche che la città sta facendo. Treviso è una città che ha molto da dare. Nei flussi turistici non siamo tra i primi a livello regionale, ma per ovvie ragioni, perché insomma, la regione Veneto è ampia e ha tante eccellenze: il mare, la montagna, i laghi, i parchi, però ha anche delle città d'arte che non sono soltanto Venezia o Verona, che sono quelle che fanno, diciamo, la parte, diciamo, maggiore del turismo e delle presenze, ma anche dei gioielli particolari, e Treviso è una di queste, quindi è importante valorizzarla in tutte le maniere. Io vi ringrazio, vi scuso che sono stato troppo lungo, ma veramente è stato anche per me un onore essere qui e ascoltare tutti voi. Grazie. Noi continuiamo con la parte clou del nostro programma, le 4 stagioni di Vivaldi. Brano sicuramente ai più conosciuto e sicuramente nel cuore di tutti noi. Basti pensare alla giornata di oggi che ci racconta appunto il tempo uggioso dell'autunno, che è stato raccontato prima da Vivaldi attraverso la musica, ma non solo, la vendemmia, il freddo invernale, tutti i passaggi che noi ritroviamo nelle note di questa stupenda musica. Io invito ancora il maestro Giorgio Sini prima invito il maestro concertatore Glauco Bertagnin, solista al violino.
Dalla partita numero 2, la Sarabanda e la Gica. Mi permette una piccola intromissione per dire che ho anche voluto questo momento di Paolo con un violino di un liutaio di Treviso, il maestro Simeoni, appositamente perché si è registrato per la prima volta nella storia con la metodologia della sonda accelerometrica, un particolare modo di registrazione, una novità assoluta. Questa è la prima mondiale di queste novità e sono onoratissimo che Paolo abbia accettato questa chiamiamola sfida tecnologica. Grazie.
prima di tutto ringrazio anche i nostri sponsor, quindi Vini Valdoca, Salumi De Stefani, Colomberotto Culture, Sgambaro e Ascotrade, ma penso che tutti desideriate almeno avere un bis e quindi io rinvito il maestro Giorgio Dobbiamo farlo con facciamo due. Proviamo. Facciamo un paio. Ma dai, è uno scherzo. No. È andato via. Temporale. Estate, temporale. Il maestro Bertagni ha lasciato per un attimo lo scempolo, un bravo violinista. Il maestro Bertagni è veramente un grande professionista, un grande talento, un violinista professionale. L'avete sentito. Bene, allora come visto, per concludere la mattinata facciamo dalle 4 stagioni, dall'estate, temporale. Dopo le prime parole.
Come diceva Francesca, metà dell'orchestra ha i suoi strumenti ed è proprio per questo che c'è un così bel suono. Oltretutto tecnologia che quest'oggi ci permette di farlo ascoltare via radio, naturalmente Radio Veneto 1, e poi via streaming web, e anche appunto grazie a questo apporto così importante del... Sì, è veramente una soddisfazione che questa sala venga usata speriamo con continuità, in modo che tutti possano anche apprezzare quanto impegno e quanta capacità i musicisti impiegano nello studio e per avere dei concerti di questo grande livello. In alcune acustiche questo impegno viene perso, perché tanto suono viene sprecato in un luogo magari che non è adatto e non c'è un ritorno nella sala che esprime lo studio e la capacità dei musicisti. Oggi abbiamo assistito a un concerto straordinario, di un livello altissimo, di una precisione, di un'eleganza, di un gusto che solo i musicisti veneti riescono ad avere su Vivaldi, perché è la loro terra, perché è l'aria della laguna, è l'aria di Treviso, del Radicchio e in tutto il mondo si invidiano questi musicisti, perché suonare Vivaldi così non è possibile se non hai questo spirito, questa capacità. Sono poche note, poche pennellate che devono essere date con una grande capacità, un grande istinto, una grande cultura dietro. Adesso voi sapete, fare un violino è molto difficile come fare un violoncello, ma suonarlo è molto più difficile. Ci vuole tutta una vita di impegno e di sacrificio. E tante volte questi musicisti vengono poco considerati per quello che è il loro impegno. Il contrabbassista, avete sentito che cosa vuol dire il suono di un contrabbasso quando si sente? È una meraviglia, è una forza della natura. Questo musicista è una vita che noi lo vediamo suonare, è un genio del contrabbasso, Beppe Baruti. Tutti quanti adesso non vogliono... È stata una gioia averli tutti qua insieme. Ecco. Grazie a tutti. Io vi ringrazio tutti, vi ricordo che all'entrata c'è un piccolo buffet e grazie ancora e spero di vedervi numerosi, ancora più numerosi, nei prossimi appuntamenti delle mattinee.